Abbiamo confermato quella che è la linea del nostro gruppo, cioè libertà di coscienza, libertà di voto senza alcun vincolo di maggioranza o di partito, quindi massima libertà per ogni consigliere di votare come crede nel rispetto delle opinioni altrui, cosa che è sempre stata detta e che è stata ribadita ieri sera. Piena libertà di coscienza al momento del voto entro fine anno della legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Riuniti al K3, sede provinciale della Lega Trevigiana, il presidente del Veneto Luca Zaia e i consiglieri regionali del Carroccio hanno trattato in pochi minuti la questione del fine vita, concentrandosi poi su bilancio, sanità, tagli ai trasferimenti pubblici. Zaia ha ribadito di essere favorevole alla legge che arriverà in consiglio a Palazzo Ferrofini, lasciando piena autonomia ai consiglieri del Carroccio di esprimersi come credono. Un tema etico come questo è giusto che ognuno possa essere libero di esprimere il proprio pensiero e il proprio voto. Qui non è importante fare la conta e vedere come saranno i voti del gruppo. È un tema che riguarda la libertà e appunto ci deve essere libertà per tutti noi di votare come meglio ognuno di noi crede. In casa Lega la questione non trova tutti sulla stessa linea. L'invito di Zaia è stato quello di non criticare le posizioni altrui, ma di limitarsi a prenderne atto. Secondo il capogruppo Villanova, il tema non creerà neppure attriti con gli alleati di Fratelli d'Italia, che esprimeranno però un voto di partito. Abbiamo un approccio diverso dagli amici di Fratelli d'Italia, ma questo non vuol dire che su altri temi che riguardano la nostra amministrazione non si possa continuare ad andare avanti come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo ormai da 3 anni.